Per fare questo video voglio scomodare niente po' di meno che l'anima del compianto Steve Jobs. Perché? Perché ho assistito ad una presentazione che a mio parere ricalcava molto, per non dire copiava, lo stile, senza riuscirci, proprio del fondatore della Apple. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. In questo video, come avrai capito, oltre che disturbare l'anima del compianto Steve Jobs, voglio parlare di una presentazione alla quale ho assistito, nella quale si parlava di un sistema di allarme. Ovviamente, che dire, in questo canale si parla di sistemi di allarme. Di che cosa parliamo oggi? Ma tanto per cambiare, di un sistema di allarme. Quando Steve Jobs nel 2007 presentò il primo iPhone, i temi trattati principalmente erano il design, la user experience, la semplicità d'uso e l'innovazione, ma non parlò mai di sicurezza. Se questo atteggiamento poteva essere considerato normale parlando di uno smartphone nel lontano 2007, non possiamo dire lo stesso se parliamo di un sistema di allarme intrusione oggi, dove la sicurezza dovrebbe con il condizionale ovviamente, essere l'argomento predominante, specie se si è davanti ad una platea di installatori. Come dicevo, ho assistito a questa presentazione di un sistema di allarme fatta praticamente in fotocopia a quelle della Apple di allora. Citatissimi il design dei prodotti, la semplicità d'uso e di installazione, la facile integrazione di questi prodotti con gli istituti di vigilanza, l'innovativo sistema di comunicazione wireless e mai una volta, mai nemmeno una, ho sentito parlare di sicurezza. Scusa, ma non si parlava di un sistema di allarme. A quanto pare questo trascurabile dettaglio passa in secondo piano. Ma facciamo un passo indietro. Forse non tutti sanno come funziona un sistema di allarme senza fili. Ebbene, negli ultimi anni installatori o pseudo tali si sono letteralmente buttati a capofitto nell'installazione di sistemi completamente wireless, decantandone innovazione e design. Non so se ti ricorda qualcosa. Doveroso disclaimer: prima che i leoni da tastiera saltino fuori dietro qualche profilo fake ad inveirmi contro, quello che sto per dire si basa su dati certi, verificabili, e vale per tutti i sistemi che comunicano via radio, quindi senza fili, e non solo per alcuni prodotti. In realtà, di innovativo questi sistemi hanno ben poco, o meglio, poco che abbia a che fare con la sicurezza. L'innovazione tanto decantata sta nel fatto che la configurazione di questi sistemi avviene tramite un'app installata nello smartphone dell'installatore. Sì, hai capito bene, un'app installata nello smartphone dell'installatore, del tecnico, cioè di colui che farà la configurazione di quel sistema. A questo punto a me sorge un dubbio al quale non sono in grado di rispondere. Mi limiterò quindi a fare una semplice considerazione alla quale lascio a te la risposta se vorrai intervenire nei commenti. La considerazione è questa: il tecnico configura l'impianto di allarme tramite il proprio smartphone, nel quale sarà installata questa applicazione, all'interno del quale
nello smartphone, ci saranno tutti i dati di quell'impianto, di quegli impianti, o comunque tutti i dati che permetteranno a quell'applicazione di collegarsi a quegli impianti. Dato che siamo nel 2025, al momento in cui sto facendo questo video, e la sicurezza delle reti, la sicurezza degli smartphone, la sicurezza dei dati sta diventando una cosa che assume un'importanza sempre più rilevante, sempre più pressante, la domanda che mi pongo io è: che cosa succede se l'installatore perde quello smartphone, se gli viene rubato quello smartphone, se gli viene clonato o hackerato quello smartphone? Io, come dicevo, non ho la risposta, ma mi rimane qualche dubbio più che lecito e lascio a te ogni considerazione nei commenti. Dal punto di vista della sicurezza, invece, si trascura il fatto che la comunicazione via radio, così come ogni comunicazione via radio, può essere disturbata, ma soprattutto si trascura il fatto che in un sistema senza fili wireless i dispositivi vengono alimentati da una piccola batteria. Lo so, ti starai chiedendo che cosa c'entra la batteria con la sicurezza del dispositivo. Questa in realtà è una battaglia che sto portando avanti da un po' di tempo per cercare di passare un messaggio importante che non ha a che vedere esplicitamente con la batteria, ma è un effetto collaterale. Che cosa significa? Te lo spiego subito. I dispositivi wireless, per poter fare durare a lungo le batterie, devono consumare poco. E indovina un po' qual è la tecnologia che consuma poco oltre al semplice contatto magnetico? Esatto, l'infrarosso passivo, roba di 50 anni fa. E noi, come dicevo all'inizio, stiamo assistendo ad una presentazione nella quale si parla di innovazione. Vabbè, cerchiamo di rimanere però sul pezzo. L'infrarosso porta con sé una grave falla di sicurezza dal mio punto di vista, dal punto di vista del tecnico che si occupa di sicurezza, specie se parliamo di rivelatori esterni. Ora, non vorrei fare del terrorismo, ma credo che sia un diritto e un dovere preciso di chi si fa installare un sistema di allarme sapere come funzionano le tecnologie che lo dovrebbero proteggere, le tecnologie che vengono utilizzate per la sua protezione. Sappiamo benissimo infatti che l'utilizzatore, l'utente finale, cioè il cliente, il mio cliente, il nostro cliente, si fida di quello che gli viene raccontato dall'installatore. Ho decine di casi che potrei raccontare in cui l'installatore non ha raccontato nulla al cliente, il cliente è convinto che il suo impianto funzioni in un determinato modo assolutamente che non corrisponde alla verità. Se però parliamo di doppia tecnologia è anche peggio. Perché? Perché tutti siamo convinti che la doppia tecnologia in quanto tale sia più sicura del semplice infrarosso passivo, ma non sanno che i doppia tecnologia via radio funzionano in un modo particolare che ora cerco di spiegarti. La microonda, tra le due tecnologie in ballo, infrarosso e microonda, è quella che consuma di più, quella più energivora. Cosa si sono inventati, secondo te, i costruttori per fare in modo che la microonda non consumi subito tutta
la batteria hanno fatto in modo che la microonda normalmente sia addormentata. Sì, una piccola Cenerentola, se vogliamo, cioè rimane in stand-by e venga risvegliata solo quando arriva il principe azzurro che la bacia. Chi è il principe azzurro in questa storia? Sì, l'infrarosso passivo. Che cosa succede? Infatti, quando l'infrarosso passivo rileva qualche cosa, sveglia la bella addormentata e gli dice: oh, è ora di lavorare, svegliati. Questa si sveglia, se rileva una perturbazione valida, ritenuta valida in modo tale da dover far scattare l'allarme, gli dice: oh, è un allarme. Capito? Ora l'ho semplificata molto, ma in pratica quando l'infrarosso rileva una perturbazione, sveglia la microonda: oh, è ora di lavorare, e questa non deve fare altro che confermare o negare la presenza di quella perturbazione in grado di fare attivare l'allarme. Lo so, ti stai chiedendo: ma allora a che cosa serve? Beh, dal punto di vista della sicurezza, intesa come tecnologia sicura, ha ben poco. È utilissima invece per rendere più stabili e immuni ad un certo tipo di falsi allarmi i nostri rivelatori, specie, come dicevo prima, quelli da esterno. Di tecnologie infrarosse, microonde e non solo parlo anche nel mio libro Mai dire antifurto. Fammi sapere cosa ti è piaciuto, fammi sapere cosa non ti è piaciuto, insomma fammi sapere qualche cosa se hai letto il mio libro. Per tornare al nostro ragionamento di oggi senza perdere l'obiettivo, io credo che sia giusto, parlando di impianti di allarme intrusione, sapere come funzionano, perché, come ho detto tante altre volte, mentre noi facciamo impianti sempre più scadenti per assecondare il cliente, dall'altra parte i ladri capiscono sempre meglio come fare per eludere i nostri sistemi. In pratica, che il sistema senza fili comunichi via radio è l'ultimo dei nostri problemi. Dovremmo piuttosto iniziare a preoccuparci delle tecnologie adottate da questi sistemi e imparare a conoscerle e sapere come funzionano. Bene, io spero di averti dato modo di riflettere su questo argomento anche nel video di oggi. Spero che ti sia piaciuto. Ti aspetto come sempre nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io come sempre ti aspetto nei prossimi video. Ciao!